Allora, Fabrizio Damiani, alla fine, io credo che un pochino di rammarico forse più noi di tutti. È da 4 partite che dice No, ma oggi insomma contro i primi della classe, una squadra che comunque gioca bene a pallone, insomma, io non ricordo una parata di Nardoni, al di là dei due episodi. al di là dei 2 episodi. Io, come ho detto già prima a Renato, io sono orgoglioso di allenare questo gruppo, perché fra mille difficoltà anche oggi hanno fatto secondo me una buonissima gara contro, ripeto, i primi della classe, che in panchina avevano a Mettai, Sessolo, De Nardi e Gerolin, gente che gioca titolare in qualsiasi altra squadra. Quindi è un periodo che non ci gira, sono 4 partite mi pare che non facciamo gol, 3 o 4, no? Ed è tutto lì, perché abbiamo avuto anche oggi una palla gol limpida lì al 90esimo, lì fa gol Grego e adesso siamo... È un periodo che non ci gira, però io mi baso sulle prestazioni, la prestazione c'è e io sono contento. Oggi molto bene dal punto di vista difensivo, veramente non abbiamo rischiato nulla, buona prova di Marsiglio, uno che entra e esce, oggi ha fatto il suo, insomma. No, Davide oggi ha fatto molto bene, ma non solo Davide, hanno fatto tutti e 4 dietro e anche la coppia centrale, a parte qualche di centrocampo, Sì. no? A parte qualche appannamento iniziale magari, ma più probabilmente per timore, ecco, dico io. Poi il secondo tempo, a parte quella svista lì di Nardoni, no? sulla traversata, però la partita l'abbiamo fatta noi. Esattamente, e a questo punto chiaramente dobbiamo tirare in crocevia per tutta la stagione la gara di domenica prossima, no? Minzano, Tutte le gare Massimo adesso. ma questa in particolare. Sì, è una partita difficilissima. Anche perché la prossima, insomma, sì, è una partita, ecco, forse fondamentale, come hai detto te, come crocevia, no? Ecco, però rientra Iuri, non abbiamo preso i gialli, quindi tutti sono in campo, c'è da solo da far gol, è facile dirlo, io da attaccante, sai, sono dei periodi in cui ti va dritto tutto, tira una puzzetta e fa gol, adesso non ce ne va dritta una, perché ho parlato anche con Davide, il suo tiro, comunque il loro portiere ha fatto un intervento anche sul primo. Esatto, bravo, esattamente, ecco, perché ho rotto tutti e due, non uno. Per cui io aspetto, perché non c'è un tema, un problema Gregorotti, un problema Cucchero. Io sono assolutamente sereno e tranquillo. Nota molto positiva, e lo stiamo già notando da qualche partita, la squadra non cala, anzi nei finali di gara spesso dà quasi l'impressione di averne di più dell'avversario. Sì, Massimo, guarda, in queste ultime 3-4 gare, ripeto, noi abbiamo 5-6 punti in meno come prestazione. Stiamo facendo bene, oggi abbiamo fatto una grandissima gara contro i primi della classe, questi qua oggi sono i primi della classe, una bella squadra con alternative 1/2 per ruolo. Ma allora non stiamo a farla lunga, andiamo avanti, prendiamo questo punticino, ripeto, come sicuramente come dicevamo prima, no? Rammarico, ma anche come fattore assolutamente positivo. Pericolo giallo scampato, nessun ammonito, quindi domenica è tutti a disposizione, almeno dal punto di vista disciplinare. Domenica andiamo giù e dobbiamo vincere.